Io non sono una persona abituata a nascondersi, non voglio farlo neanche stavolta, banalmente perché non c'è niente di cui mi debba vergognare. Voglio dire quello che penso, esattamente quello che penso, di quanto accaduto nelle ultime ore. E quello che penso fondamentalmente è che per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato, scientificamente, a tavolino, non da fanpage, ma da un intero circuito, da un intero circo, se vogliamo. 3 anni di giornalista infiltrato, 100 ore di girato, dalle quali vengono estrapolati 10 minuti di video, tagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata a 2 giorni dalle elezioni, ma in modo tale che sui giornali finissero ieri, cioè nel giorno di silenzio elettorale, cioè quando loro possono parlare di te, ma tu non puoi difenderti, cioè quando le persone devono decidere se votarti o no il giorno successivo, perché oggi si vota. Io ho chiesto a Fanpage di avere l'intero girato di queste 100 ore per sapere esattamente come siano andate le cose, come si siano comportate le persone coinvolte, per poter agire di conseguenza. Il direttore di Fanpage ha risposto che la mia è una richiesta oscena. Oscena. E perché sarebbe osceno chiedere di sapere come sono andate le cose nella loro totalità, direttore? Che cosa c'è che non si può mostrare in quei video? Che cosa c'è che non devo vedere? Non trovate che sia un tantino curioso? E però io questa richiesta oscena continuerò a farla all'infinito, perché a me quello che pare osceno è la risposta del direttore di Fanpage. Ora capiamoci, le immagini che abbiamo visto hanno ovviamente colpito anche me e io chiedo quei video anche e soprattutto per andare a fondo di questa vicenda, perché dalle nostre parti siamo parecchio rigidi sulle regole di comportamento dei nostri dirigenti. Però questo non mi impedisce di fare alcune domande. È giornalismo quello che lavora non per documentare eventuali comportamenti illeciti, ma per istigarli reiteratamente in attesa famelica di un passo falso? È deontologia montare i pezzi a proprio piacimento e rifiutarsi di mostrare quanto accaduto senza quei tagli, pretendendo che si dia per buono il montaggio fatto da persone che sono chiaramente schierate? È legittimo far uscire scientificamente questo materiale a 2 giorni dalle elezioni senza che tu abbia il tempo di capire cosa sia accaduto ed eventualmente di difenderti se hai gli elementi per difenderti? Ma come? Avete raccolto materiale per 3 anni e guarda caso lo fate uscire a 2 giorni dal voto? Ma che strana coincidenza! È giusto il linciaggio che si sta facendo di un intero partito in contumacia sulla base di questa ricostruzione che è chiaramente parziale. Mimmo Lucano, sindaco di Riace, condannato in primo grado a 13 anni di carcere per reati come associazione a delinquere, truffa aggravata, peculato. Impossibile elencarli tutti perché gli sono stati contestati oltre 22 reati. Per la sinistra non solo è innocente, lui è un eroe, perché è uno di loro. Carlo Fidanza, invece, viene condannato a morte per 10 minuti di video senza che sia ancora stata fatta neanche un'indagine, perché Carlo Fidanza è uno di noi. E con lui veniamo condannati tutti, migliaia di militanti appassionati che in questi anni hanno preso un partito dal niente e contro tutto e tutti lo hanno portato a essere il primo partito italiano. Ma non è che per caso il problema è questo? Perché parliamoci chiaro, se noi fossimo davvero le ridicole macchiette neonaziste, i ladri incalliti, i pericolosi sovversivi incapaci di produrre qualsiasi classe dirigente adeguata che volete raccontare, beh allora non ci sarebbe bisogno di usare questi metodi contro di noi. Non ci sarebbe bisogno di trappole, di giornalisti infiltrati, di tagli e cuci, di tempi studiati per impedirti di difenderti, di processi sommari in pubblica piazza. Non ci sarebbe bisogno di concentrarsi tutti per abbatterne uno. Ma forse, dico forse, le cose non sono come appaiono. Forse il tema non è che non siamo presentabili, forse il tema è che non siamo ricattabili. Forse il problema è che siamo liberi, che non abbiamo padroni e per questo non abbiamo neanche protettori, che possiamo dire quello che pensiamo e fare quello che consideriamo giusto. E questo sì, in Italia fa paura a molti. In Italia crea invidia in moltissimi che non hanno gli stessi attributi.
Io non sarò mai indulgente con chi tra i nostri dovesse sbagliare, anche perché so benissimo che chi sbaglia in questo sistema malato ci condanna tutti. Però la morale da voi proprio non l'accetto. Voi politici che difendete uno che si fregava i soldi per gli immigrati per farci gli affari suoi, la morale non la potete fare neanche al mostro di Loch Ness. Voi giornalisti finto indignati che non avete scritto o detto una riga sui 24.000 euro trovati nella cuccia del cane di una senatrice PD, sullo schifo che si sta consumando intorno al Monte dei Paschi di Siena, sui 100 milioni di mascherine farlocche strapagate con soldi degli italiani da Domenico Arcuri per il tramite di una società di intermediazione che aveva un unico dipendente mentre la gente moriva. Voi la morale non potete farla a nessuno, quindi non state lì a spiegarmi cosa dovrei o non dovrei fare, chi dovrei o non dovrei essere. Io semplicemente non sarò mai come voi. Di quella cattiveria, di quella ipocrisia, di quel doppiopesismo, di quel cinismo non sono mai stata e non sarò mai capace. E sapete cosa? Ne vado fiera. E come sempre, gli unici a dovermi giudicare, gli unici dai quali accetto e accettiamo qualsiasi verdetto al netto di nostro Signore, sono gli italiani. A loro affidiamo il giudizio, a partire dal voto di oggi e di domani. Se avete qualche dubbio anche voi, se in fondo anche a voi pare che qualcosa proprio non torni, beh allora aiutatemi a diffondere questo video, perché non avremo e non abbiamo certamente molti amici tra i poteri forti, ma confido che qualche amico tra gli italiani per bene, quello ce lo abbiamo ancora. PS, la prossima settimana, sempre in campagna elettorale, la trasmissione Piazza Pulita farà un'altra puntata su questo tema. Confido che Corrado Formigli, dall'alto della sua onestà intellettuale tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video che dura decisamente meno di quelli di Fanpage.